Bluey il cartello è un episodio molto importante nella storia dell'animazione e dei cartoni animati prescolari. Allora, nelle fonti si dice che Bluey ha fatto un grande passo nella storia dei cartoni animati prescolari. In particolare, Bluey l'episodio Il cartello. Allora, questo è una video lezione che aspettavate tantissimo tempo. Adesso parlerò del significato, che cosa rende questo episodio uno dei più acclamati nella terza stagione di Bluey. Ma adesso cosa stiamo parlando? Del significato dell'episodio speciale di Bluey, il cartello. Allora, iniziamo subito ragazzi. Allora, questo è un video che ho fatto nel 2024, in caso che questo è il video dell'anno scorso che ho fatto prima di partire verso la Puglia, durante la gita scolastica nella terza superiore. E iniziamo. Partendo da alcuni significati, prendiamo ad esempio la disperazione di Chloe quando parla con Bingo. Allora, avete notato che Bluey diceva a Bingo di non salutare quei cani, perché il motivo è che Bluey è soltanto che sta cercando e fa capire a Bingo che loro stanno per trasferirsi invece di salutarli. Allora, non è perché Bingo non capisce niente, ma perché la sua immaginazione dà l'idea di vendere fosse un gioco. Bisogna aspettare alla quasi fine della puntata per farlo capire che c'è una differenza. Allora, Calypso che racconta la storia a Bluey. Gli amici si disperano. Allora, nell'episodio Bluey chiede a Calypso cosa sarebbe bello nella vita. Allora, Calypso diceva a Bluey che tutto andrà esattamente come doveva. La parola staremo a vedere si intende che nel soggetto futuro, ossia che quello che sta per accadere o ci sarà un miracolo. Lui non aveva una... Guarda, un tempo lui non si metteva ogni episodio davanti a un crocifisso a pregare. Lui non aveva una fede cristiana protestante o qualunque simile. Allora, siamo nella metà di questa scena. Allora, lui e Bingo stanno dicendo una canzone sul matrimonio. Perché lui ha detto che questi cani non compreranno la casa? Nel senso che lui capirà che domani questi cani non venderanno la casa. Se non sapete, il padre, Teddy, diceva che non ha senso quello che lui diceva. Bluey cercava di convincere a suo padre di non farci trasferire, ma diceva anche alla mia madre. Come potete vedere, invece, non parla, perché
anche se era tarcoto su trasferire alla ricerca di un nuovo lavoro, che Benty ha trovato un nuovo lavoro in un'altra città, invece Chili, anche se era accettato, ma in realtà è triste, nel senso che lei, dicendo quella parola, si sarebbe attristato. Allora, andiamo avanti perché non abbiamo tempo. Allora, c'è l'organizzazione del matrimonio e poi c'è Frisky. Perché Frisky si arrabbia prima che il matrimonio andasse compiuto? Allora, Frisky diceva a Red diceva a Frisky che lui non voleva sposare perché anche loro stanno per trasferire in un'altra città. Ma Red invece no, perché lui non era bravo con i matrimoni. Frisky si spegne il telefono e decise di andarsene. E va bene, dicono cosa sta succedendo. E diciamo che e diceva che il matrimonio è annullato. Frisky va di fretta perché, nel senso che nelle donne, quando si sentono traditi o forse arrabbiate, accelerano le macchine ad alta velocità. Qui c'è anche la ricerca, ma partiamo anche il motivo in cui lui cercava di convincere a Frisky a tornare a casa per completare il matrimonio. Ma lei rispose: come potete vedere, Frisky aveva detto, no, volevo dire, lui ha detto a Frisky alla macchina di non farci trasferire. Chili era nella disperazione totale e che lei è nell'ansia totale. Nel senso che come potete notare, Chili è disperata. Ha paura di vendere anche questa casa, ma si rese conto che lei ricordava quando lui ha fatto i suoi primi passi. Se ricordate nell'episodio della stagione 2, gara di bebè, potete notare le lacrime di Chili. A volte sono rappresentate alla tristezza e altre alla felicità. Come potete vedere, c'è il dichiaratore di nozze che tiene in mano un copione, perché sappiamo che l'Australia, dove vive Bluey, è protestante. Nel senso che si ha tra cattolici, però nei protestanti non c'è il sacramento del matrimonio, perché nel protestantesimo, se ricordate, i sacramenti ufficiali furono il battesimo e l'Eucaristia. E poi, non credo nell'episodio c'è anche l'apparizione di Gesù Cristo. Allora, si tratta un matrimonio protestante, come potete vedere, anche se non fa parte dei sacramenti della Chiesa protestante, si sposarono. Avete notato che lui e sua sorella e sua cugina Maxi si sono coperti gli occhi, perché il bacio a volte rappresentava un imbarazzo per il bambino o un disgusto, anche se per alcuni bambini il bacio rappresenta
un'esperienza romantica, altri vedono qualcosa di disgustoso. Andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo anche la vendita. Allora, for sale si intende vendesi e sold significa venduta. Allora, avete notato che Bluey, volevo dire Bingo, non ha capito bene. Solo Bluey e Chili capiscono benissimo cosa significa. Bluey va a aiutare Bingo e anche Benty si sente in colpa. Loro si riprendono e, come possiamo dire, nel matrimonio protestante c'è anche il diritto di sposare. È una cosa successa anche nel protestantesimo. Lui, no, sapete, era ateo, cioè non credeva a nessuna religione. Ora siamo in base in cui Bingo sta iniziando un pochino a rendersi conto che stanno per trasferire. Se ricordate, Bingo ha capito che in realtà stanno solo preparato per andare via. Avete notato che lei era sorpresa perché lei si rese conto che tra poco lei non ripeterà più la sua amica. È un segno di tristezza tra amicizia. Bingo va a togliere il cartello perché è stato un errore. Ma quando arriva Bingo, vorrei vedere Bluey, cercava di consolare la povera sorellina. E possiamo dire che lei si rese conto che ha capito che tra poco stanno per andare via verso un'altra città. E poi abbiamo Bluey che consola Bingo. Siamo arrivati nella puntata finale, ragazzi. Bene, se avete notato, uno di questi cani, che appaiono poco, vede una casa con la piscina. Ok, lasciamo perdere l'altra che non aveva una e prendiamo l'altra con la piscina. La citazione è fatta. Avete notato la differenza tra la prospettiva in Peppa Pig e Bluey? In Peppa Pig i fondali sono bambineschi, anche se c'è la prospettiva mancava il realismo, mentre in Bluey invece c'è il realismo. Avete notato le ombreggiature e si vede anche il contrasto di luce. Allora, siamo nella sponda finale. Lui sta per togliere il cartello e tutti sono felici. Ed era un miracolo. Bene, questo è tutto sull'episodio di Bluey il cartello. Se vi era piaciuto, iscrivetevi su Simone Regali Mission Studio e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!